Siamo felici anche quest'anno di essere venuti alla quarta edizione del Biosalute Triveneto e siamo qui per presentare un prodotto particolare che facciamo nel nostro laboratorio. Produciamo un estratto del germoglio del grano Kamut, serve per aumentare la resistenza fisica e mentale e agisce su stress e tensione. Questa è una campana tibetana, originariamente va a riprodurre l'Om, che secondo la cultura buddista, prima che tutto fosse stato creato, praticamente nell'universo, nel cosmo, si udiva questo suono e da questo poi tutto si è materializzato. Si fanno anche trattamenti sulle persone, però principalmente va usata per la meditazione. Questa è una novità perché è un cupcake naturale fatto con il verde dei spinaci, il rosa viene fatto con un'essenza di mirtillo e poi tiriamo fuori, siamo riusciti a raggiungere il giallo soltanto con l'essenza dello zafferano. Ho un'azienda agricola in Toscana, siamo venuti qua in provincia di Treviso per questa fiera sul biologico e lavoro in questa azienda agricola a livello familiare, siamo io, mio papà e mio fratello, produciamo miele con il metodo biologico e quello che porta è tutta la nostra produzione di miele. Siamo in presenza di questo che è la tagua, l'avorio vegetale, cresce nell'Amazzonia dell'Ecuador, in Sud America. Questo frutto praticamente lo raccogliamo 2 volte all'anno, quindi è un materiale sostenibile. Senza uccidere un elefante che stanno scomparendo praticamente, noi questo frutto lo raccogliamo, sbucciamo fino ad ottenere il bianco dell'avorio animale. Dopodiché lo coloriamo e facciamo tutto l'artigianato ecologico e sostenibile. La mia attività si predispone ad un lavoro di tipo artistico per risvegliare la persona dal punto di vista dell'anima. Attraverso la foto dell'aura noi siamo in grado di verificare la nostra energia, il nostro campo energetico che influisce sul nostro corpo fisico, tutto quello che sono le nostre emozioni, le nostre difficoltà e i nostri pesi e magari poi seguire un percorso di riequilibrio energetico dove è necessario. Sì, mi è piaciuta molto, devo dire, ho visto degli articoli anche che non conoscevo, quindi è stato molto carino. Trovo molto interessante questa iniziativa perché c'è decisamente un ritorno a certi valori sia per l'agroalimentare ma anche per le piante curative e quant'altro. Allora io con la mia famiglia sono venuti da Venezia a curiosare un po' e sicuramente poi faremo anche qualche acquisto. Mi sembra un'idea interessante perché mette a conoscenza un po' le persone riguardo alla salute e a quello che si può fare per fare anche prevenzione, per avvicinarsi un pochino più alla natura.